Mauro ragazzo, complimenti perché è l'ennesima gara che decidi, una importante vittoria a Castiadas che poi guardando la classifica vi porta al terzo posto perché il Sant'Elena perde e domenica c'è proprio il Sant'Elena, una sorta di spareggio per i playoff. Sì, è andata bene, dai, abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto un pochettino, ma ci sta quando vieni a giocare in questo campo, come sempre, però alla fine siamo riusciti a sbloccarla, forse potevamo anche chiuderla in un'altra occasione. Niente, prendiamo questi 3 punti che sono per noi importantissimi, siamo ora terzi, il Sant'Elena ce l'abbiamo la settimana prossima e quindi ci penseremo da martedì. Mauro, è chiaro che sofferenza nel primo tempo, Fabio Torre ha fatto diversi importanti interventi che ha tenuto la partita sullo 0-0, però poi queste appunto sono partite che bisogna stare sul pezzo perché poi capita l'occasione, ti è capitata, il diagonale di Muscas eri lì e non potevi sbagliare. Assolutamente sì, e ti ripeto, quando ogni volta che ho giocato in questo campo, vuoi per il campo che è un pochettino più duretto, quindi si fa Lo un po', conosci tra l'altro. esatto, sia perché comunque sia Cassiara ha sempre fatto ottime squadre, quindi si viene qua e quando si vince, se si vince si soffre. Questo ci sta, fa parte del gioco e oggi è andata bene a noi, diciamo. Potevate soffrire meno nel finale se quell'occasione che hai descritto prima e ricordato prima, cosa è successo? Quella palla non voleva entrare, non sei riuscito da terra a No, spingerla. non me la ricordare, guarda Fabio. Niente, mi ero liberato sul secondo palo e probabilmente mi è arrivata qualche centimetro indietro, oramai avevo il corpo più in avanti e mi dispiace perché comunque sia facevamo il 2-0 là, probabilmente l'avremmo anche chiusa, però alla fine l'importante era portare a casa i 3 punti, ci siamo riusciti. Mauro, un buon momento, doppietta vittoria col Latarros, oggi un altro gol da 3 punti, sono molti meno rispetto all'anno scorso ma pesano tanto. Sì, ho sofferto molto quest'anno perché il fatto di non essere continuo sia con le prestazioni che con i gol per la squadra, però adesso mi godo tra virgolette questo momento e da domani o da martedì penseremo alla prossima partita. Mauro, siete entrati nel fine di stagione con la testa giusta e con i risultati giusti, sembravate tagliati fuori da ogni discorso, siete venuti fuori merito vostro perché avete anche battuto la Lanusei in questo ultimo mese e adesso avete quella consistenza che noi dal di fuori pensavamo potevate avere, no? Dall'inizio della stagione. Sì, abbiamo avuto praticamente un mese e mezzo dove probabilmente abbiamo buttato qualche punto di troppo, soprattutto in casa dove all'inizio era un fortino. Poi comunque ci siamo ripresi nel girone del ritorno alla grande, chiunque ha giocato ha fatto sempre il massimo, è stato sempre importante e adesso bisogna pensare a queste ultime 9 partite perché alla fine sono quelle che contano, sperando di fare i più punti possibili. Ecco, nel fare più punti possibile sarà solo per il playoff o comunque la corsa al primo posto non è conclusa? Vabbè, questo penso che comunque sia 9 partite sono tante. Abbiamo un distacco abbastanza importante che sono 8 punti dalla Lanusei. Noi comunque pensiamo partita dopo partita, sperando di fare i punti noi e magari dagli altri campi possono venire altre notizie. Però per adesso Al momento non dipende da voi in tal caso, dipende se qualcuno si ferma. assolutamente no. Quindi noi cercheremo ora che siamo arrivati terzi, comunque sia arrivare terzi porta anche a fare i playoff, è una posizione importante visto magari 2 o 3 mesi fa che magari eravamo a metà classifica, quindi penseremo adesso alla prossima partita sperando di arrivare il più alto possibile. Poi siccome stai segnando adesso con continuità ci sarà il gol dell'ex. Fabio, io me lo auguro veramente, però ecco, ho sempre pensato, tra virgolette, prima alla squadra e poi è normale per un attaccante segnare è tutta un'altra cosa, non è che io l'ho sempre detto, non segno, un po' soffro e adesso comunque queste 2 partite è andata bene e speriamo di continuare. Mauro, se noi se ti vediamo non ti vediamo più triste quando non segni, allora è il giorno che smetti di giocare. Bravo, è quello il problema. Io se mi levi quello, penso che mi levi un po' tutto. È un difetto che ho praticamente da Un difetto sempre. ma anche un pregio perché questa voglia di segnare ti ha portato poi in carriera a fare tanti gol. Assolutamente, no, tanti gol tra virgolette, sì, diciamo che qualche gol l'ho fatto, però è sicuramente quella fame che mi serve per andare avanti ogni allenamento, ogni partita, per cui mi porta ancora ad essere comunque sia sempre in mezzo al campo, correre, lottare.
via dicendo. Grazie Mauro, tanti complimenti e in bocca al lupo per il finale. Grazie a te Fabio. Ciao.